La 69esima adunata nazionale degli alpini di Udine ha rappresentato un evento senza eguali, facendo registrare l'invasione pacifica e serena delle penne nere, abbracciate dal capoluogo friulano in un'unione fraterna indescrivibile. La grande sfilata, della durata di oltre 10 ore, snodatasi per le vie principali della città, è stata solamente l'apice di una serie di appuntamenti e cerimonie commemorative che si sono susseguite sull'intero territorio della piccola patria, il Friuli. Dapprima allo sport, all'Istituto Tomadini di Udine, nel corso di una affollata riunione del Panathlon Club locale, patrocinata dalla Banca Antoniana. Presente, salutati dal presidente Sandro Grassi, fra gli altri l'alpino nonché vicepresidente dell'Inter Football Club, avvocato Prisco. Si è parlato di solidarietà sportiva che accomuna chi è stato alpino, il simpatizzante, lo sportivo, in un unicum di affinità raro e forse insolito. Indovinatissima Cividale del Friuli, la mostra del Cappello d'Alpino, promossa dalla locale Banca Popolare. Una serie di reperti in cui si evince che per l'alpino è veramente tutto il cappello, presente nelle numerose battaglie in cui le penne nere, pur nella tragedia, si sono distinte, nella solidarietà, nell'affetto verso gli altri. Toccante la cerimonia a ricordo dei caduti in Russia. Al Tempio di Cargnacco, infatti, il presidente nazionale dell'ANA, Caprioli, presente in tutte le diverse manifestazioni, ha reso omaggio alle salme ritrovate in Russia e riportate in patria. Presente una delegazione dell'Associazione Russa che, con uno scambio di omaggi e riconoscimenti, ha voluto testimoniare l'avvenuta riconciliazione fra i due popoli, compatti in un'unica motivazione: il ricordo dei morti nella fraternità delle genti. Fra le numerose personalità che hanno raggiunto il Friuli per la Dunata, abbiamo notato con grande gioia l'onorevole Giuseppe Zamberletti. Grazie alla sua abnegazione e volontà, da commissario straordinario per la ricostruzione dopo il sisma del 76, ha inteso, nel corso di una cerimonia commemorativa alla caserma Goi Pantanali di Gemona, quasi completamente rasa al suolo dal sommovimento tellurico, riconoscere negli alpini quello spirito di abnegazione che li ha pervasi fin dalle prime ore dopo il tragico evento. L'arrivo della bandiera di guerra a Udine ha poi rappresentato un momento di grande significato istituzionale. A far da cornice le varie associazioni combattentistiche d'arma, che hanno poi seguito fino a Piazza Libertà il tricolore. Qui, alla presenza del sindaco di Udine Barazza, del presidente della provincia Pelizzo, è stata deposta una corona d'alloro al tempietto ai caduti, mentre la fanfara della Giulia intonava le note del suo toccante repertorio. Accanto a queste cerimonie, quelle a carattere meno pragmatico, ma pur sempre significativo, nella loro semplicità e spontaneità. Ecco le testimonianze raccolte a Cividale, Udine, Palmanova.
nostra intenzione, come ho sempre detto, è trovare l'amicizia con i nostri parenti che sarebbero gli alpini. Abbiamo sempre gli stessi problemi, siamo della montagna, siano le donne siano le montagne, i problemi sono sempre gli stessi. Un simpatico angolo a Udine, Udine Nord, tra gli amici di Udine, un gemellaggio con gli amici di Sappada, alcuni amici che riconosciamo. Facciamo questa bella inquadrata con questo simpatico bambino. Come ti chiami? Costanza. Costanza, simpatica col cappello, grande festa stasera. Sì. Sei contenta? Sì. Domani sarai a vedere gli alpini? Sì. Allora, sentiamo un po' gli amici di Sappada. Lei è quello degli Skypass, mi pare. Dunque, io mi chiamo Zefile e sono un sappadino puro, Sannas, e sono amico da 30 anni con questo Gigi Ponte e mi piace stare in compagnia di questa gente perché sono allegri, bravi e ci hanno ospitati qui, ci hanno fatto una meraviglia di un campo che non so come definirlo. Voi ricambierete quest'estate, spero. Noi li ricambiamo con le polente, con i porcini, con i frutti di Sappada. Andiamo avanti con anche un saluto breve dal vice sindaco. Vice sindaco, se fosse vice sindaco non sarebbe qua, ma insomma sono solo un misero artigiano e io
Detto vice sindaco, Gigi un po' insieme ai nipoti, Luca, Andrea credo, no? Sì, e qua sono assieme a una magnifica compagnia di amici, di Sappada, di Vicenza, di Val d'Aosta, di Cortina, che è una gente meravigliosa e commovente per quello che stanno facendo. E vorrei una cosa che i miei nipoti mi interessano, qui sta arrivando il generale Zaro, chiamalo per cortesia. Sì, ecco, allora generale, chiedo scusa, abbiamo il generale Zaro che qui sta arrivando assieme a noi e Bruno Proto che è un collaboratore di questo campeggio. E vorremmo no, signor generale, lei... Allora approfittiamo, generale Zaro, un saluto anche da parte sua agli amici di Sappada e di Udine. Perché è un personaggio importante di Sappada. Ecco, allora generale, si sta vivendo questo momento per la predunata. No, è già adunata questa. Ah, siamo già in adunata. Sì, sono due fasi l'adunata, questa è quella più simpatica, quella dove ognuno è se stesso e gode di queste amicizie, di questi incontri fantastici. Poi domani facciamo le persone serie e sfiliamo come si deve, ma sono due robe. Due cose diverse, Sì, primo tempo quindi. Chiediamo alla telecamera di seguirci, ottavo sugli alpini. Le presento i miei... Noi rappresentiamo la Carnia, siamo la gente che parliamo con la O, gruppo forte, unito. Vesoporo, Olao Rompi, Giulia Forte! Allora, naturalmente andiamo con la cubana, il vino, la grappa alla fine, ecco la grappa degli amici Manzili di Fulmignano, un buon salame con la polenta, grande festa qui quest'oggi ad Udine Nord. Benissimo, benissimo, ma di così non si può. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni della gloria dei nostri avi. Dio onnipotente che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendici forti a difesa della nostra patria, della nostra bandiera. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e proteggi i nostri battaglioni e i nostri gruppi. Così sia. Alpini, sciogliete le righe. Credo sia un dovere di tutti coloro che hanno fatto il militare
negli alpini in pace e in guerra, ricordare le persone che hanno contribuito all'unità d'Italia e quindi che hanno dato il loro sangue, fatto il loro dovere per questa patria. Quindi abbiamo fatto questa cerimonia che credo sia stata fortemente sentita e mi ha fatto molto piacere questa grossissima partecipazione. Sul cappello per piacere, dai, mettete sul cappello. Affetto da sparviero. Stai attento, non matone Rocky la veterana della refugee, se no va a finire come quei due ragazzi a monaci di Baghdad. Durazzo siamo scesi in Grecia destinati. E lì devi avere una coppa di champagne. A concludere la notte precedente la radunata, una marea di gente, di udinesi, di alpini, di amici, si sono riversati in Piazza Libertà, nelle piazze limitrofe, in tutta la città, per ascoltare in fratellanza e allegria le note delle bande, le voci dei cori, i suoni del folklore friulano.
la mattina dopo, la 69esima adunata nazionale degli alpini. Sarà una giornata meravigliosa, nella quale già si stempera la nostra emozione nell'attesa che arrivino i primi reparti, che saranno reparti di alpini in armi, perché gli alpini che sfilano assieme agli alpini in armi vogliono significare questa meravigliosa continuità, giacché gli alpini non sono mai ex, gli alpini o sono in servizio o sono in congedo, ma quando un cittadino ha prestato il proprio servizio nel corpo degli alpini ne trae una impronta del carattere, diremo, per cui rimane alpino per sempre e tramanda il patrimonio indistruttibile della sua esperienza e dei suoi ricordi ai figli e da questi ai figli dei figli, giacché le grandi comunità nazionali, come la comunità della patria, sono composte non solo dei viventi, ma dei viventi, dei morti e da coloro che sono destinati a nascere. E vi do due parole su quello che è l'inizio dello sfilamento. Primo settore, fanfara militare seguita dai reparti alpini di formazione con bandiera, quindi gruppi ufficiali e sottufficiali di servizio, ma diamo spazio a queste immagini in diretta che credo si commentano proprio da sole. Ricordano in maniera concreta il contributo dato alla ricostruzione del Friuli dopo quelle tremende giornate, offrendo 32.000 giornate lavorative. Siamo qui nella zona riservata agli amici reduci, rimpatriati e naturalmente i mutilati. Troviamo un personaggio particolare di Treviso, ma che sfilerà con quelli del... La prima sfilata con i scarponi in divisa completa a Treviso, sulla nostra provincia, il nostro paese. Classe? 17, mai congedato. Grazie, è la volta di Zara, Pola, Fiume, sezione profughe di patria di Alpini d'Istria, Dalmazia del Carnaro, vivi e morti sono sempre qui. Il significato di cosa vuol dire essere alpini, Piero? Questo è un po' difficile. Una domanda da $1 milione. Vuol dire tante cose, vuol dire appartenere, non so, a una specie di categoria dello spirito, ma una cosa così che matura negli anni con la frequentazione, si scopre il valore dell'amicizia e della fraternità, un valore che dura per tutta la vita. Io proprio un quarto d'ora fa ho conosciuto il professor Raineri di Mondovì, ecco, lui è di Mondovì e faceva l'alpino col battaglione Cividale. Io ero di Udine e facevo l'alpino a Trappa nei pressi di Mondovì. Abbiamo fraternizzato, ci siamo quasi raccontato la nostra vita, sono cose che accadono soltanto fra gli alpini. Ecco, Piero, un aneddoto, un ricordo particolare, sei stato uno anche di quelli che ha partecipato alla campagna in Russia e in questo
Il tragico Don, questo libro che ha vinto anche questo premio Campione 81, è stata un'opera che ha descritto un po' i momenti storici ed emozionanti di questa campagna in Russia. È un aneddoto che si riferisce alla campagna di Russia, ma quella è stata una cosa molto complessa, così, una cosa che ha lasciato. No, posso dire cosa può avere lasciato in un giovane di 21 anni, così, che vi ha partecipato, qualche cosa che non si è verificato, che non si è riscontrato subito al momento, ma un'esperienza per metà drammatica, per metà sportiva, per metà esistenziale, diciamo così, quasi irresponsabile, che si è depositata nel fondo dell'animo ed è venuta fuori piano piano, invecchiando come il buon vino. È un modo di vedere le cose, un modo di vedere le cose con una forma di, diciamo, senza passione, senza drammaticità, perché il dramma poi l'avevamo già vissuto. Piero, restiamo tutti incantati nel sentir dire questa parola. Io credo di non avere più domande. Ecco, mi piacerebbe che tu ci raccontassi quello che vuoi su questa storia degli alpini, qualche attimo, qualche sensazione. Ma oggi ho girato la città, oggi dopo pranzo, e ho riscoperto il copione di questa adunata, che è un copione che, per chi ha partecipato come me, come voi credo a molte adunate, è un copione così che sembra immutabile e in realtà cambia ogni volta ci sono delle sorprese. C'è questo senso del paese, con la P minuscola o maiuscola, come vogliamo, cioè c'è questo riflesso indistruttibile della civiltà contadina che rimane proprio il lievito, è quello che fa degli alpini, dei personaggi che così, nella loro semplicità, nella loro ingenuità, tante volte anche con il loro chiasso, riescono a parlare al cuore di tutti gli italiani, ma questo senza retorica, così semplicemente, naturalmente, proprio per questo ritorno all'antico, per questo valore antico della civiltà contadina che i cosiddetti tempi moderni non sono riusciti a distruggere, e io credo non riusciranno a distruggerli. Veramente rimango incantato, Piero, di fronte a queste parole. Credo che vorrei anche sentire da parte di Giovanni Raineri, classe 1919, vecchio del Cividale, dicevamo presidente della sezione di Mondovì. E aggiungere qualcosa a quello che ha detto Fortuna non è facile, ma posso aggiungere qualcosa. Quando ero studente all'università, un mio professore diceva che della parola socialismo c'erano 168 definizioni. Ora, definire alpino, penso che non ce ne siano soltanto 168, ma 168.000 e forse più, perché per ognuno di noi l'alpino è qualche cosa di diverso, come per ognuno di noi ogni adunata sembra uguale all'altra, eppure è sempre diversa, perché incontriamo gli amici, durante quell'anno qualche cosa è successo, c'è chi è andato avanti e non è più venuto, c'è chi è diventato nonno, c'è chi purtroppo è assente perché gli acciacchi degli anni si fanno sentire, qualcuno più giovane viene per la prima volta con la signora, qualcuno viene con il nipotino, è sempre una recita diversa, ci si rinnova continuamente. Questo è il bello dell'alpinità, non essere mai uguali, perché se fossimo anche soltanto per un quarto d'ora uguali, finirebbe quello che è l'alpinità. L'alpinità si crea giorno dopo giorno, come l'abbiamo creata durante i campi invernali di una volta, non quelli di oggi, come l'abbiamo creata durante le marce, quelle che facciamo lungo il Torre, di notte. Erano sempre diverse, non si è mai ripetuto lo stesso copione. È questo che ha fatto di noi un qualche cosa
che si rivive dopo 50 e più anni come se fosse ieri o come se fosse 2 secoli or sono. È sempre una cosa diversa, però c'è sempre un comune denominatore, quello dell'amicizia, quello della solidarietà, quello del ricordo. Tu dormivi nella terza branda, tu eri del plotone con l'ufficiale tale, tu quel giorno hai fatto questo, tu quel giorno hai fatto... C'è sempre qualche cosa che ritorna. Ecco, professor Raineri, siccome stiamo entrando così in una valutazione molto seria dell'alpino, dell'alpinità, mentre scorrono ancora queste immagini in diretta da Piazza Primo Maggio, ecco, lei ha fatto militare in Friuli, 20 anni fa lei sa quello che è successo in Friuli, sappiamo quello che hanno fatto gli alpini per la solidarietà, per la ricostruzione. Quest'anno c'è un doppio avvenimento ad Udine, i 20 anni del terremoto e la 69esima Giornata Nazionale degli Alpini, quindi credo che non si poteva celebrare nel miglior modo che non a Udine. Perché il friulano è rimasto nel mio cuore come un uomo eccezionale. Io ho avuto degli alpini che non dimentico, non posso dimenticare. Un fatterello. Avevo un certo scarbolo di buia che non ho più ritrovato e sono passati 54 anni, che aveva una forza eccezionale, riusciva a aprire tutte le porte con la testa, prendeva la rincorsa e boom, era un sottufficiale meraviglioso. È un fatterello così che denota la forza fisica, però quando 20 anni fa il terremoto ha sconquassato il Friuli, i friulani hanno dimostrato una forza morale, vitale, eccezionale. Noi siamo venuti, Mondovì si è insediata a Villa Santina con altre sezioni del Cuneese, c'è un quartiere Piemonte a Villa Santina, però i friulani non hanno dimenticato quello che abbiamo potuto fare. E 2 anni fa, quando le forze della natura si sono scagliate contro di noi, i friulani sono venuti immediatamente, senza che arrivi la cortina a precetto, senza che nessuno si metta lì a fare propaganda, anzi sono loro stessi, i singoli alpini, che dicono: cosa posso fare, quando posso partire, dove devo andare, ditemi che io sono disponibile. Questo è quello che lega l'Occidente con l'Oriente, il Nord con il Sud. Li abbiamo visti lavorare assieme in Friuli, li abbiamo visti lavorare assieme nel novembre-dicembre 94 in Piemonte, come l'abbiamo visti in Valtellina, come li vediamo tutti i momenti. Molte volte andiamo a lavorare in giro e chi ti rivede? Il friulano che ti dà una mano, il napoletano strano, è stato alpino, ha cambiato mentalità, anche lui si rimbocca le maniche e si dà da fare, e questo è una cosa stupenda. Ecco, lei ha proprio usato dei concetti: alpino uguale solidarietà, uguale fratellanza, ma soprattutto uguale disponibilità. Sì, ecco. questo è indiscutibile. Guardi, lei ricorderà certamente che il presidente Kennedy diceva: non chiedere quello che lo Stato può fare per te, ma chiedi piuttosto quello che tu puoi fare per lo Stato. Noi l'abbiamo un po' variato: non chiedere quello che la società può fare per te, ma quello che tu puoi fare per i tuoi amici, per la società che ti circonda. E penso che questa sia la cosa più bella. Se potessimo allargare ancora di più questa sensibilità, io penso che il mondo andrebbe molto molto meglio, e abbiamo bisogno di questa solidarietà. Sezione nazionale alpina, sezione degli Abruzzi. Il vessillo Brigata della L'Aquila, sezione Giulia, Brigata ha ben 9 Valpescara, medaglie d'oro dalla al valor Moiussa, militare. dal Ponte di Perati, da Selenia, dalla steppa russa, tornano oggi con noi 2000 veci abruzzesi caduti per l'Italia. La sezione Abruzzi, 30 soccorso di oltre 400 metri quadri dei minati di Ventimiglia.
l'Umbria, il cuore verde dell'Italia, sezione Abruzzo, il gruppo di Terni. Dopo le Marche la volta di Bari, sezione di Bari, Associazione Nazionale Alpini al profondo sud, Tacco d'Italia. Che resterà resta nella memoria, nella storia e nell'aspetto di tutti gli alpini italiani. Hanno chiesto, voluto e ottenuto di prestare servizio alle truppe alpine e per questo dobbiamo essere ancora più grati della loro testimonianza. Alpini per scelta, alpini per volontà. E dietro, appena dopo le camicie azzurre di Firenze, l'intervento di protezione civile. Servizio e un ringraziamento particolare a tutti i servizi dell'ordine, polizia, carabinieri, finanza, pubblica sicurezza che hanno permesso la perfetta riuscita di questa manifestazione. Grazie a tutte le forze dell'ordine. E anche oggi, ad un tratto di tempo, 14 medaglie d'oro da valorizzare. Reclutamento in giro della provincia è una grandissima tradizione, bellissima dimostrazione. Grazie a tutti i colleghi. Grazie agli imponenti servizi tecnici, Videosystem di Treviso, Videostyle di Reana, un po' tutti gli operatori che hanno permesso di darvi in diretta queste magnifiche, prestigiose immagini. Eli Friulia sull'elicottero. La sezione che comprendeva gli alpini del Taglio, del Tempo, della Monza, quelli che una volta andavano al primo battagliamento alpini, il battaglione 10. E dietro gli alpini di Sora, le colline del Taglio Monferrato, la città di Cesare. Uomini destinati ai quadrati del Susa. Giovani, entusiasti, capaci di percorrere con l'impegno e con la dedizione una grande tradizione degli alpini piemontesi. Io chiederei la linea qui dalle tribune laterali, se voi possiamo parlare. Illustre ospite, avvocato Prisco, vice uomo di sport, no? Alpini e sport. Avvocato, grande giornata quest'oggi. Sì, grandissima giornata, bella, entusiasmo, qualche faccia antipatica come, no scherzo, come Cainero, però insomma direi, io ho vissuto, non so, penso una cinquantina di adunate. L'affetto della popolazione friulana che abbiamo sentito oggi non l'avevamo sentito neanche nell'83 e neanche in precedenza quando ero stato a un'altra adunata nazionale. Molto
così, molto belli, sono tutto così. Poi domani si torna a sentire le solite rotture di scatole così. Prima un suo collega mi ha chiesto se preferisco Bossi al Milan e io ho detto che in una giornata di letizia come questa non voglio sentir parlare né di Bossi né del Milan. Enzo Cainero, responsabile del gruppo Friuli della Banca Antoniana, ma soprattutto quest'oggi alpino. Sì, io credo che quello che stiamo vedendo sia il più bel premio per l'impegno di tutti in questa grande manifestazione. Le parole che Peppino Prisco ha detto prima sono riconoscimento ad una terra, ad una popolazione e quindi credo ad una terra che deve continuare ad essere alpina. Godiamoci questo spettacolo che è indimenticabile. Credo soprattutto di sottolineare un aspetto, no, caro Peppino, l'ordine, la serietà e soprattutto la grande compattezza di questa... Purtroppo l'ordine è una malattia non contagiosa, è un peccato. Presidente, mandi da tutto il Friuli. Grazie, saluti a tutti affettuosi. Prossima guerra torno volontario con la Giulia. Grazie amici del Piemonte, mandi dal Friuli. Idealmente tutti gli alpini del terzo. Il terzo alpini con i suoi battaglioni delle migliori e belle pagine degli interventi di pace. Come l'anno scorso abbiamo tutti insieme testimoniato l'affetto e la solidarietà, così a due prova messo in passato quanto anche allora sia stata importante la presenza degli alpini per provocare la rinascita. Onorevole Manlio Collavini, vicino a una cosa eccezionale dal punto di vista estetico. Sì, è vero, molto bello. Grande giornata per gli alpini. Una delle più belle di vita, no? È una giornata emozionante, veramente. Non mi aspettavo di vedere tutta questa gente. Presidente Pelizzo, viva gli alpini. Ho appena incontrato e ho lasciato il ministro Andreatta dicendo gli alpini, la Giulia, il battaglione Cividale ritorni a Cividale. Te lo dico loro, essere stati qui a salutare il Travis Furlan. La sfilata si interrompe perché sta arrivando il capo dello Stato. Il Presidente Scalfaro appunta al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini la medaglia d'oro al valor civile per le popolazioni terremotate del Friuli. Alle 3 medaglie d'oro al valor civile date al 7° Reggimento Alpini e al 7° Reggimento di Artiglieria da Montagna della Brigata Alpina Giulia per l'intervento prestato nei soccorsi della tragedia di Vajont. Alla medaglia di rilevanza per gli interventi a favore delle popolazioni devastate dal terremoto delle Alpine e con le sue 8 medaglie d'oro appuntate sul vessillo.
che ben 2 di queste medaglie d'oro sono state conquistate da alpini di Ivrea, inquadrati nei reggimenti della divisione alpina Giulia. Siamo collegati in diretta con Telefriuli in tutta la regione, con tutto il circuito nazionale. Siamo assieme al generale De Acutis, generale comandante della Giulia quando c'è stato il terremoto nel 76 in Friuli. Com'è andata questa? L'importante era subito lavorare, mi pare che non serviva a dare ordini, generale. Assolutamente, avrei fucilato chi avesse aspettato ordini. A tutti i livelli di comando i reparti sono intervenuti in iniziativa, subito, in pochi minuti, attingendo nei magazzini anche alle scorte cosiddette intangibili di mobilitazione, eccetera, pur di dare subito un ricovero alla gente che non aveva più casa. Quindi sono sorte la notte stessa le tende, i posti di medicazione, la caserma Goi con 2 palazzine distrutte e 28 morti da scavare, ancora tanti feriti che venivano man mano a galla, era diventato il centro di raccolta provvisorio di tutti i morti e i feriti che trovavano a Gemona man mano, i feriti, donne, bambini, ammalati, tutti stesi davanti ai ruderi dell'infermeria. Tanto che quando io sono arrivato mi è venuto un colpo, dico qui è morto tutto il presidio. E invece c'erano donne, bambini, questi non sono miei, ho pensato. Generale De Acutis, già comandante della Giulia, è tornato lei qui in Friuli 20 anni dopo, come l'ha trovato? Io voglio dire prima una cosa, sulla Giulia e sui civili. La sera del 6 maggio la notte l'ho dedicata alla caserma Goi. La mattina alle prime luci ho voluto vedere Gemona. Prima visione, una casa distrutta, un vecchio seduto sul sasso, con in mano un martello con la benna, toglieva la calcina dai mattoni e li accatastava. Primo segno che il Friuli non era morto. Siamo assieme al presidente dell'ANA di Udine Toffoletti, responsabile del comitato organizzatore di questa 69esima adunata. Io credo che non ci sia altro da aggiungere. Lascio a te il microfono per dire 4 parole a tutti gli amici del Friuli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. Certo, io ringrazio tutti i friulani per la coralità di questa organizzazione, di questo lavoro. Ho notato con grandissima sorpresa e piacevolissima come tutti si sono messi a disposizione e hanno sentito propria questa adunata, la adunata delle immagini del Friuli che stiamo offrendo in una maniera veramente splendida. Sono felicissimo, ringrazio tutti quanti. E dopo gli alpini piemontesi è un piacere salutare gli alpini dell'Emigliani. Siamo insieme al già ministro della protezione civile, onorevole Zamberletti. Tornare a Udine dopo innanzitutto un ricordo di 20 anni fa. Zamberletti. Beh, ricordi sono tanti. Il ricordo di 20 anni fa, io lo dico sempre quando me lo chiedono, è il ricordo di un'Italia meravigliosa, un'Italia che ricordo con nostalgia, perché nessuno vorrebbe rivivere per nessuna ragione al mondo neanche un minuto di quel periodo. Però in quel periodo si è incontrata una solidarietà nazionale meravigliosa. In quel periodo noi abbiamo visto agli alpini, per esempio, che noi oggi festeggiamo, fare dei sacrifici e degli sforzi meravigliosi. Ecco perché essere qui quest'oggi è per me una grande emozione, l'emozione di rivedere anche volti e persone che nello spazio di ore, di giorni, hanno lavorato con un accanimento, con un amore per il prossimo che ha dimostrato veramente anche la grande forza di questa organizzazione. Sono passati 20 anni ma sembra ieri. Sì, devo dire che se da una parte quando penso 20 anni sono tanti, però quando vado nei paesi, vedo la gente, ebbene mi vengono in mente immagini e ricordi che mi sembrano ricordi di ieri. È stato accolto lei a grandi applausi dappertutto con un Mandi Fradis, un ciao fratelli friulani. Sì, è stata un'emozione immensa, anche perché nella vita quello che conta è quale ricordo si lascia di sé.
e il fatto che nel cuore dei friulani ci sia qualcosa che possa aver lasciato mi riempie di commozione, anche perché il Friuli ha lasciato nel mio cuore un segno indelebile. Sempre il tricolore, quale bandiera della prima Repubblica Libera d'Italia. Sono passati quasi 200 anni. Di grande generosità, anche rispetto alla vita civile, essi oggi offrono opere di solidarietà concrete. Ma oggi oltre 4.000 soci, 42 resti, una parte seria, una parte giusta. Siamo assieme all'amico, collega Bruno Pizzul. Tu tra poco ti appresterai a commentare in diretta la sfilata dei nostri gruppi, quindi oggi possiamo dire un connubio tra sport e alpini. Sì, credo che sia un connubio che ci sta bene, anche perché lo sport, almeno nella sua idea originale, è fatta di socializzazione, di capacità di stare assieme, proprio così come gli alpini, no? Perché questa capacità straordinaria di aggregazione degli alpini è un valore inestimabile. Ti scamparà qualche paraula in Furlan tra poco? Mangiare senza di no, perché a me mi piacerà fare qualche spilling che dal Friul. Sono dentro anche qualche di Pordenone e di Trieste, magari lì o ciacarerai per Taglian, ma quando sono i Furlan bisogna fare la ciacarata in Furlan. Ti saluteranno anche due amici dal Gorissans e di Cormons in particolare. Ah, si capisce, perché davanti se siamo di Gorissa e sfile la banda di Cormons e quindi ho me due svolti, senti perché io sono nasciuto cada uno, da uno che l'arbol lì sono nasciuto in giardino grande. Un amaro sfogo di chi alpino ha dato vita a una serie imponente di iniziative di volontariato, di assistenza ai fratelli che ne hanno bisogno. L'amore per i propri reparti, o se prestate il servizio militare, che si esprime attraverso Città di Bergamo, decorata con medaglia d'oro, c'è stato l'ospedale accanto dell'Ara, a partire, decollare e atterrare a pista. Assessore Moretton, assessore all'industria, alla protezione civile, al terremoto, quindi possiamo dire un'occasione quest'oggi di guardare con un occhio naturalmente disteso quello che è stato fatto in questi 20 anni. Sì, è stata una giornata meravigliosa perché questa mattina a Villa Manin è stato possibile fare il punto con il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e tutti i sindaci e gli ex sindaci del terremoto su una vicenda tanto drammatica ma nel contempo anche tanto straordinaria. Un esempio è stato detto all'unisono da tutti di ricostruzione compiuta, un esempio di ricostruzione che vale per tutta l'Italia, che vale per tutto il mondo. Essere qui in mezzo a 500.000 alpini, una grande emozione. È un'emozione grandissima, questa grandissima manifestazione all'insegna della massima solidarietà, dello spirito di sacrificio con tutti questi uomini che stanno sfilando deve essere un motivo di insegnamento per tutti. Nessuno deve dimenticare quanto hanno fatto gli alpini e quanto sicuramente faranno. È un insegnamento per l'intera popolazione. Buon reclutamento, un tempo dell'eolica
Siamo assieme al sindaco di Udine, avvocato Enzo Barazza, in diretta su Telefriuli. Credo che non ci sia altro da aggiungere a questa magnifica e grandiosa festa. Signor sindaco. Ma penso che sia veramente un qualcosa di indimenticabile, va al di là delle previsioni. La gente ha risposto in modo meraviglioso, ho visto anche il Presidente della Repubblica in certi momenti commosso anche dall'affetto da cui si è sentito circondato in queste ore. E così anche il Capo di Stato Maggiore, Incisa di Camerana, il Presidente Caprioli, tutti veramente sono rimasti commossi dall'accoglienza. È un grande spettacolo di civiltà, di compostezza e di grande attaccamento a quelli che sono i colori nazionali e direi anche un'espressione di unità d'Italia, perché qui in effetti stanno sfilando da tutte le parti d'Italia e questo mi pare molto importante. In più c'è questo messaggio che oggi viene fortissimo a tutte le autorità di governo perché le truppe alpine vengano mantenute intatte nella loro consistenza. Ieri abbiamo voluto conferire la cittadinanza onoraria alla Giulia proprio per ribadire queste radici molto solide e salde in terra friulana e voler anche rimarcare la nostra assoluta volontà perché queste truppe che hanno fatto la storia d'Italia vengano salvaguardate e semmai potenziate, non certo ridotte. Con il quale stanno correndo il paracadute tricolore. Gli alpini di Trento. Gli alpini di Trento. Onorevole Manlio Colavini, tra poco più di un'ora Friuli Venezia Giulia, grande attesa, grande, diciamo anche grande emozione. Io spero di resistere e non commuovermi, perlomeno trattenere la commozione all'interno. Certo è un po' difficile però, veramente. Ma io vorrei approfittare di ringraziare te, ecco, anche a nome di tutti gli sponsor che hanno permesso a Telefriuli di realizzare questa mega diretta di 25 ore. La cosa che ho apprezzato di più perché tutti hanno detto di sì senza discussioni, senza chiedere come e quando, perché proprio come dei veri alpini, e tra questi ci sei anche tu. Ma io non sono stato alpino, però diciamo sentimentalmente lo sono. E sai, queste cose quando vengono chieste credo sia un onore poterle fare. Fila con i tuoi 2500 alpini, con i tuoi 19 gruppi di solidarietà. Una buona metà dei tuoi 2500 alpini è iscritta alle posizioni di donazione del sangue e donazione dei giovani. Gli alpini hanno posto le 2347 stelle di queste e pene mosche. Nella valle di San Michele di secondo la Marina, il cielo di questa sezione. Dobbiamo ricordarlo. Questa
creatura che fa parte del tessuto connettivo della patria romana. I volontari di Verona hanno costruito un ponte in ferro sul fiume Siri, prossimo alla famosa Boiuccia fatta rossa dal sangue degli antichi. Il nostro grazie per essere venuti in tanti. Le mie parole sono si terminano come un applauso spontaneo e stressante. Grazie Veronici. Tutta Italia, non solo dei figli di tutta Italia, ma il popolo di tutta Italia, lo spirito degli italiani tutti, dalle Alpi alla Sicilia. Di altissima moralità, di altissima spiritualità, altro nome che suscita applausi, entusiasmi e commozione. Riprendiamo il filo del discorso sulla sezione Cadore. Alla nostra grande admirata, questa corretta religiosa che ci vede di nuovo tutti uniti. Ecco i delegatori dei 30 gruppi che formano la sezione. 2 sindaci di una città alpina e di un'altra città alpina che fa parte del territorio della stessa sezione. 42 gruppi. I gruppi di questi 92 degli addetti per la nostra Italia. Quelle 3 parole colpite nel marmo della colonna mossa dell'Ortigara, quando nel settembre del 1920 là si tenne la prima adunata dell'Associazione Alpini. Ortigara per non dimenticare. Sul vessillo una medaglia d'oro e deve ricordare che dopo il palemato del Friuli questi è il concessa alle penne nere, quella del capitano Masotto, di cui ricorre quest'anno il centenario. Comandante della 4ª batteria di montagna, è caduto in combattimento a Adua il 1° marzo del 1896. E i sindaci alpini questa volta sono veramente molti. Una delle attività più recenti della sezione è stata la ristrutturazione della sede, una sede davvero prestigiosa nel torrione del 500 che si erge sulla cinta muraria della città. Altre attività e squadre delle altre sezioni, il nucleo di protezione civile dell'ARA, come diceva oggi qualcuno, una forza di impatto e di intervento che è nata 20 anni fa qui nel Friuli, sotto una tenda, in un cantiere di costruzione.
Questo dovrebbe imparare a seguire il direttore con la stessa vita e la stessa dedizione con cui i nostri comunicano ai loro. Il quarto scagliere di Vicenza. Siete qualcosa di assolutamente non credibile. Visto di qua questo quarto scagliere sembra più grande dei 3 scaglioni che l'hanno preceduto. E questo vorrebbe dire oltretutto che nessuno si preoccupa di sfilare troppo. Vedete l'ordine naturale delle cose, la facilità con cui ognuno sta al suo posto. E ancora, in mezzo a questo grande scaglione, ancora i stemmi delle nostre brigate, senza croci per cancellarle, perché le nostre brigate sono sempre con noi e quelle che precedono sono le più amate di tutti noi. Anche se non sono più operative, anche se non vestono più le mattine, nessuno dimentica e nessuno dimenticherà mai. Buongiorno agli amici della Carnia, Forni a Voltri. Cemù. Come va? Vedo, Forni a Voltri. Vabbè, molto bene. Vedo che l'applauso è generale per la Carnia. È eccezionale l'applauso. L'accoglienza di Udine è stata formidabile, ecco. Tutta qui. Basta. Salutin con tu Mandi. Mandi, Furlan, Secchiarniei. E così con Vicenza concludiamo la sfilata delle sezioni venete e diamo il benvenuto Sono alcuni primi cittadini della Carnia. Sindaco di Forni a Voltri. Grande soddisfazione quest'oggi. Grande soddisfazione. Speriamo che non sia tutta un'illusione. Un altro primo cittadino di Amaro, primo paese della Carnia. Sintulmiez. Ecco, vicino a Tolmezzo. Tutto bene? Benissimo, una bella manifestazione. Grande sfilata di primi cittadini. Tolmezzo. Senza capelli. Tu miei, senza capelli alpini. Saccarini Chiarniel. Ecco, è venuta la cittadinanza onoraria alla brigata alpina Giulia e voi avete voluto essere chi a rappresentare tutto il mese per la festa degli alpini. Udine? E Udine, here. Mandi, grazie. la sezione carnica data nel 1923, 29 gruppi, quasi 3.000 iscritti. Breve candidato della sezione. Zona di reclutamento tipicamente alpina. Sul valore di cavallo carnico. Avete visto la stella alpina che è il simbolo della sezione carnica che include gruppi esclusivamente dislocati in zone montuose. Ed ecco ora una croce al merito dell'esercito, il
battaglione d'artagliamento, 4 medaglie d'argento, 1 di bronzo e il battaglione Monterventi. Immediatamente sfida davanti alla carica Maria Flossner Menti e tutte le portatrici carniche. Ben 1101 donne di tutte le età concorrono ad alimentare le reparti in linea, portando viveri, munizioni, medicinali e materiali dal fondovalle alle trincee. Spesso e sempre raccontando la vita, molte furono ferite. Una di esse, Maria Flossner, Un mantel riguarda guerre. Sì, sicuramente. Vede i nostri vecchi e sono portati per quel motivo. E là sempre in davanti. Ed ecco il coro ANA, una sezione carnica. Sono gli amici, i fratelli che si sentono dalle navi carniche. Vedi giù il carniere Sarnia. Ecco l'opposizione che ricorda il sacrificio di Maria Flossner Menti. Con lei ricordiamo tutte le eroiche portatrici carniche. Alla memoria di Maria è intitolata la caserma degli Alpini in Palusta. Solo da pochi anni è stato riconosciuto come benemerito e l'onore di difesa dell'ordine di Vittorio Veneto. Non esistendo fino a poco tempo fa il primo monumento al ricordo del loro sacrificio, il gruppo di Cimao, con la sezione combattente Redenti, ha costituito un comitato che ha fatto erigere il monumento in memoria di tutte le portatrici. Gli amici della il Grande, il Piccolo, al Freikorfer, il battaglione col mezzo alla Valpaglianetto, medaglia d'argento, poi al passo di Monte Croce Carnico, a Cellò, Cresta Verde, Creta di Collina, il battaglione Ardeni, poi alle Alpi di Pasqua, al Monte Grassa. Nella guerra 40-45 medaglia d'oro al battaglione Stolmezzo sul fronte greco, medaglia d'argento sempre al tagliamento sul fronte greco e medaglia d'oro al battaglione Stolmezzo sul fronte russo. Abbiamo visto sfilare davanti alla carnica il sindaco di Stolmezzo, Trollo, con la fascia tricolore, ma questo è il cappello d'alpino, non è un alpino, ma è stato il primo sindaco d'Italia che ha attribuito la cittadinanza onoraria alla brigata Giulia. Grazie signor sindaco. Si conclude la sfilata della carnica. Per chi è friulano, la Carnia è un territorio che ha un significato, un valore del tutto particolare, anche e soprattutto in considerazione della durezza della vita dei tempi attuali. Terra di emigrazione, terra di grandi sacrifici, terra che però ha sempre risposto presente. Destra tagliamento con Pordenone sempre avanti. Sempre avanti e sempre alpini. Accoglienza di Udine a pochi chilometri, festosa. È stata una adunata magnifica, veramente una bella accoglienza. D'altra parte non potevamo che aspettarci questo dalle popolazioni friulane. Viva il Friuli! Viva il Friuli, viva la Giulia! Arriva
di Lada Laghe. Sezione fondata nel 1925, consta oltre 7.500 iscritti. Signori, in tribuna d'onore, accanto al Presidente nazionale... Uno dei primi cittadini, sindaco di... Un sentimento per questa adunata. È un sentimento particolare, una cosa che la sentiamo da molto tempo che la seguiamo, è l'animo e il cuore di noi friulani. Un altro primo cittadino, sindaco di... Montereale Valcellina. Un ricordo, un abbraccio con questo festoso con Udine. Ma credo solo un grande ringraziamento a tutte le sezioni ANA dopo 20 anni dal terremoto. Sindaco di... Sesto Arreghina. Cosa possiamo dire di questa grande adunata? Io credo non ci sono parole per descrivere questa grande manifestazione. Questo significa, dà un grande senso di unità e di tutti. Grazie agli alpini e a tutti quanti. Grazie. Sindaco di... Sindaco di Chions, provincia di Pordenone. Grande momento, grande applauso. Meraviglioso, veramente. Un calore umano incredibile, eccezionale. Chilometri e chilometri per salutare il sindaco di... San Vito al Tagliamento. A San Vito, no? San Vito, sì. Fevelin, Angi Furlan. Un saluto all'amico Mandi Bruno Pizzo che commenta in diretta questa adunata dei friulani. Allora, è una roba entusiasmante. Abbiamo veduto che anche il Presidente della Repubblica era stato colpito anche nell'incontro che ha avuto a Villa Manin con i sindaci. Viva il Friul, di qua e di là da Laghe. Tutto unito, sempre. Mandi. Tutte le sezioni fioriscono le corali. Fino ora la corale del Monte Calallo. Sul vessillo sezionale di Pordenone sono appostate 3 medaglie d'oro al valor militare. Ricordiamo i nomi del caporal maggiore Aldo Bortolucci, del caporal maggiore Olivo Maronese e del capitano Dario Chiaravia. Adesso la cella, i gruppi, 72 gruppi distribuiti sull'intero territorio provinciale. Alla sezione è andata anche una medaglia d'oro al valor civile per gli interventi della sezione del Friuli terremotato del 76. Da oggi ce n'è una seconda al valor civile per gli interventi della sezione nel Piemonte alluvionato nel 1994. La sezione è intervenuta anche in Virginia e in Basilicata per il terremoto dell'82 e ha meritato una medaglia di bronzo al valor civile. Filano ora i reduci dei vari prossi. Ed ecco ancora un richiamo quasi mistico al valore e al significato della Giulia, religione della nostra gente. Alpini, gloria d'Italia, da significare che deve sia spirito alpino di sacrificio e gloria, rispetto e onore per la patria.
buona fama nell'ambito della tasca alpina. Numerosissime le iniziative sul piano della solidarietà della sezione di Pordenone, in particolare per il terremoto del Friuli di 20 anni fa, ma per tutte le altre calamità naturali che hanno colpito il nostro paese. In particolare è intervenuta la sezione anche nella costruzione della casa 1 e 2 della via di Natale al centro tumori di Aviano. Sta organizzando anche una sezione di prevenzione e protezione civile. Ecco a tutto, il volontariato e il Dipartimento della Protezione Civile sempre a salvaguardia del nostro Paese. Arriva il secondo blocco di Pordenone, preceduto da uno striscione Giulia, divisione Miracolo. Così fu definita per i sacrifici che sempre sopportare in guerra e sempre risorgere. Subito dopo Alpini per l'Italia, un messaggio più volte ascoltato quest'oggi qui a Udine. Richiamo ai valori tradizionali dell'alpinità, della solidarietà, ma anche al patrimonio immenso di ricordi. Là dove c'è bisogno, là dove il dovere dei cittadini chiama, là ci sono e ci saranno sempre gli alpini. Ed ecco ancora, da Pordenone, un richiamo, un commosso ricordo. Ricorda i caduti, la patria e la famiglia, valori irrinunciabili, e con solo in queste occasioni riusciamo ad apprezzare per tutti i contenuti portati per il giorno significato delle parole. La testata, la più bella famiglia, noi siamo la più bella famiglia, Roma, la Palmina, la sezione di Pordenone.
ed è straordinario questo affiatamento, questa sintonia di emozioni che si è venuta lungo tutto il corso di questa giornata, stabilendo tra coloro che sfilano e coloro che assistono e applaudono. Consentitemi di dire che da friulano sono orgoglioso che Udine abbia riservato un'accoglienza così straordinaria alle tende nere di tutta Italia. Tenda nera, un amore infinito. Il cappellano alpino con la sua penna per un alpino è tutto, è un simbolo intoccabile. Onoriamo i seduti, aiutando i vivi. Lacrime del team, e le cose di Rosale. Dovrei delle consigliere di traduzione delle posizioni che sono di lingua madre e friulana. Degli attivi e meravigli hanno friulano un po' un linguaggio comunque. Esaurendosi il fiume di tende nere che viene da Pordenone, da oltre Tagliamento, zona di reclutamento alpino tradizionale, zona dove c'è ancora un radicatissimo amore per la tenda nera e per quello che rappresenta. Trieste è una città di mare che ama gli alpini. Ma è fatta di alpinisti Trieste, siamo bipedi. Mare, alpini, stesso amore. Senz'altro, ha ben 3 sezioni del CAI Trieste e speriamo che prima o poi arrivi anche il reclutamento alpino. Quest'oggi grande abbraccio con i fratelli friulani. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Segue a ruota Pordenone la sezione dei Friuli di Trieste. La sezione nasce nel 1922 ad opera degli alpini superstiti del primo conflitto mondiale, a cui parteciparono inquadrati nella gloriosa compagnia volontaria che riuniva i combattenti giuliani, fiumani e dalmati. 2 medaglie d'oro presero il primo vestito della stazione, medaglie d'oro decretate alla memoria di Guido Corsi e del martire Fabio Pinti. Il medagliere settionale, come vedete, si è in seguito pregiato di alto valore nel secondo conflitto mondiale. Ben altre 6 medaglie d'oro vanno a incastonarsi sul Lavaro, a prova e testimonianza del contributo di sangue e di vita che il corpo degli alpini ha donato alla patria. Sono gli alpini di Trieste. È una sezione che pur piccola ha la caratteristica di essere molto attiva. Va ricordato il lavoro fatto durante il terremoto in Friuli. È stata presente con i suoi componenti di protezione civile in Armenia e più recentemente in Piemonte. Da una decina d'anni la Commissione promuove la commemorazione dei distrutti di tutte le guerre con una manifestazione denominata Fiaccola Alpina della Fraternità. Tocca i sistemi di guerra italiani ed austro-ungarici partendo da Corea per terminare la follia di Basilice sul carso triestino, volendo riunire in un abbraccio di pietà i belligeranti di un tempo e i poveri martiri trucidati nell'ultimo dopoguerra. Gorizia simpaticamente dagli amici friulani bisiacchi.
penso che anche noi siamo legati dallo stesso sentimento, perché la Giulia è patria prima della guerra, della seconda guerra mondiale, ha ospitato il nonno Alpini, il terzo da montagna. Speaker ufficiale di questa sfilata nazionale di Udine, il vostro quasi compaesano Bruno Pizzul. No, è paesano, è socio anche della sezione di Gorizia e in particolare del gruppo di Cormons. Guarderà con particolare attenzione la banda di Cormons qui davanti a noi, sfila. Certamente, perché si troverà a casa sua, no? Anche se ha fatto questo, diciamo così, è stato bravissimo perché è partito dalle 3, cioè è arrivato alle 3 a Cormons. Viva gli alpini! Dopo aver fatto la finale a Bergamo. No? Mandi! Mandi, grazie. Alcuni primi cittadini, sindaco di? Staranzano. Grande entusiasmo quest'oggi. Eh sì, moltissima gente, non pensavo, veramente. Molti chilometri. No, penso che l'entusiasmo di questa manifestazione dimostra come c'è una fiducia della gente nelle istituzioni. Molti chilometri con il sindaco di? No, Gorizia. Non tantissimi chilometri perché ero prima in tribuna d'onore, per cui ho raggiunto il mio gruppo perché volevo assolutamente sfilare con loro. Ancora un primo cittadino di? Di Mossa. Dall'inizio dell'ammassamento praticamente siamo che sfiliamo, era giusto e doveroso essere presenti qui per rendere merito agli alpini e alla città di Udine. Sindaco di? Midea. Midea, Sevelin in Gurizan. Ecco, sempre con tanto amore, tanta gioia, via di tanta gente, tanti furlans che stanno con noi. Un si inviti domenica alla giornata espressa in guerra sulla rapace San Migea, un'altra giornata di pace. Mandi. Nuova saldo termico, riscaldamento e condizionamento a bordo di Latisano. Tra le montagne dell'Alta Carnia, il 1 novembre di ogni anno, un pellegrinaggio di amore tra i monumenti dei caduti, i genitori di guerra, arriva a Reticuglia per l'effettuazione dei 3 ceri, per dare inizio alla cerimonia del 4 novembre. Dal 1990 la fiaccola parte in Italo Sloveno per andare ad accendere il cratere del tempio orsario di Caporetto. Allora Valditara, presidente dell'ANA di Palmanova, vicepresidente nazionale, ci eravamo sentiti poco fa, finalmente con i tuoi. Siamo arrivati alla fase finale, adesso sfilo con la sezione e poi torno con il Labro a chiudere definitivamente questa manifestazione. Allora, tutto splendidamente direi. Grande giornata. Sì, sicuramente. Le emozioni sono state tante, ma direi che tutti gli sforzi sono stati premiati. Meglio di così non poteva andare. Anche con un primo cittadino di? Trevignano Udinese. Allora. Tutto bellissimo, una cosa stupenda, è un'emozione nuova. Io la prima volta che sfido come sindaco e come alpino è un qualcosa di eccezionale. Meritava. Bellissimo, bellissimo. Dal gruppo di reduci che avevano servito in guerra sotto il comando del colonnello Gaetano Stagoni, medaglia d'oro, cui è intitolato il vessillo nazionale. È una sezione relativamente giovane, anagraficamente nello spirito. A dire la verità, Argento Desio ha contribuito un po' a elevare le catene della sezione. Uniti per donare e comunque un posto della sezione di Palmanova. Tra le principali iniziative, il dono di un'ambulanza prestata al locale ospedale civile, la costruzione di 2 capannoni laboratorio per una comunità per il recupero dei tossicodipendenti, raccolta di fondi per una scuola in Argentina, interventi di supporto logistico attuati negli ultimi 3 anni presso un campo profughi bosniaci in Croazia, e poi la collaborazione con squadre di volontari alla costruzione di un istituto per disabili in Rodania, su richiesta del piccolo sottolengo di Don Orione.
Direi con lo striscione, ancora un'invocazione alla Giulia. Dai vecchi ai Boccia. Mandi, tieni conti tu. Ti conti brutti rovi perché si partisce col chiam basso per il fronte. Ma oggi con tanto onore si sfilate a testa alta. Siamo un po' allegri, abbiamo un po' dimenticato, ma i caduti ci restano. Mandi. I caduti ci restano nel cuore. Ogni sera che vado a dormire io mi ricordo sempre dei caduti. Ogni sera. Mandi. Ogni sera che vado a dormire mi ricordo dei caduti. Sono morti. Gli amici di Glemone, dicono così una via di Miesta al Friuli, i Cerniei. Sì? No, lo dici io. Ma non sai io. Allora, siamo Glemone, grande soddisfazione. Beh. Sì, vivuto. 3 dischi di cerimonie. Sì, cerimonie sarebbe. Oggi si conclude nel migliore dei modi. Sì. Finalmente riposeremo un tempo. Mandi. Mandi. Io credo che abbiano partecipato tutti alla sfilata. Quasi una parentesi conclusiva, l'abbiamo visto per moltissime sezioni, questa parentesi di tricolore. E dopo Palme arriva Glemone, Glemone del Friuli. Primo cittadino di Trasaghi, se non erro. Siamo. Avendo ben, siamo contenti di essere alla sfilata, anche perché per noi consiste a ringraziare tutti che sono stati saudanos durante il periodo del terremoto. Mandi a tutti Alpins. Grazie, mandi veramente a tutti Alpins. Fatto grazie all'aiuto di tutti gli alpini d'Italia e la donata di quest'oggi è in qualche maniera un ringraziamento anche per quanto le penne nere hanno fatto per il Friuli 20 anni fa. Sezione di Gemona, anno di fondazione 1925. Medaglie d'oro al valore militare al sergente Gorio Alberto dell'8º, al battaglione Gemona, sul fronte russo. Vedete ancora un richiamo alla tragedia della Galilea, superstiti del Gemona. Ancora Gemona, Giulia, Galilea, 3 nomi, una epopea. E il ringraziamento, l'ennesimo ringraziamento. Grazie Fradis. Fradis è una parola friulana che significa fratelli, ma è una parola che è entrata nel vocabolario di tutti coloro alpini che sono venuti a dare una mano in Friuli 20 anni fa. Fradis, fratelli, grazie ancora una volta. Gemona ha pagato un tributo turistico di vita umana, ma ha saputo
voluto risorgere grazie alla forza anche dei suoi alpini. Gemona. Partecipa ancora attivamente a molte attività di solidarietà con i suoi gruppi. Dopo il Friuli, terremoto in Irpinia, l'alluvione in Piemonte. Una sezione non molto numerosa, quella di Gemona, racconta 850 soci. Vedete un richiamo conclusivo a quei momenti di straordinaria solidarietà che si vissero 20 anni fa, ancora tutti uniti. 6 maggio 1966, 19 maggio 1993. Sono momenti e ricordi che fanno correre un brivido a tutti. Anche Cremone. Presidente, allora... Giornata, grande giornata. Siamo qui a festeggiare, ma abbiamo anche qualcosa da rammaricarci. Come vedi, il nostro vessillo sfila a Brunato per la soppressione del battaglione Cividale. E siamo qui a rivendicare anche un qualcosa, magari se possibile. Un reparto alpino a Cividale. Ma mi sembra si è sentito parlare. Si è sentito parlare, però cerchiamo di battere il ferro finché è caldo. Speriamo, ecco. Grazie. Lucio Vogri, l'organizzazione perfetta. Ma diciamo così, perfetta, si sta concludendo in modo meraviglioso per noi. Sono stati 3 giorni di fatica che si concludono con una bellissima sfilata, con un mare di gente, una cosa secondo me mai vista. Grazie. Ciao. Benissimo, meglio di così, una bellissima sfilata, molto emozionante, moltissima gente, tempo già assistito, benissimo. Nel 1924 ed ha avuto il battesimo ufficiale nell'agosto dello stesso anno. Arrivano compontissimi gli amici di Cividale. La sezione conta 2395 soci, suddivisi nei 37 gruppi rappresentati. Dopo la solita, immancabile scritta dedicata alla Giulia. Abbiamo detto ripetutamente che Friuli vuol dire Giulia e Giulia vuol dire Friuli. La maggior parte dei soci ha prestato servizio nei battaglioni alpini Cividale e Valmaggiore, nel gruppo Conegliano dell'artiglieria alpina e comunque nella divisione Giulia e nella brigata omonima del dopoguerra. Il vessillo nazionale si fregia della medaglia d'oro alla memoria del caporale Federino Lesa del battaglione Valleora, caduto sul fronte greco-albanese. Siamo con alcuni primi cittadini di... Allora, come rappresentante del sindaco. Posso aggiungere che è una donata meravigliosa, splendida, soprattutto per la partecipazione della gente. Noi ci saremo comunque. Signor sindaco, cosa aggiungiamo? Di sindaco di innanzitutto? Di Stregna, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Mandi. Non ho da aggiungere, Mandi, ciao.
Vedete che immancabili a punteggiare la sfilata ci sono le fasce tricolori dei moltissimi sindaci alpini, a testimonianza di un'attenzione. Gigi Vida senza voce. Non ride a favela. Dice che tu. C'è che tu pensi in questo momento. Sono contentissimo, bellissime feste, tantissime inno crodabili. Andy. Ciao. Per paura di essere in ritardo già da giovedì e da venerdì, perché il raduno è la sfilata ma non è solo la sfilata. Cividale città di grande storia, la capitale dei Longobardi, territorio di confine naturale direi, tra più culture, di contatto tra più razze, che ha maturato una civiltà e un senso di appartenenza del tutto particolare. Sono delle eccezioni perse nell'Alta Val Martisone, estremamente suggestive, piccole frazioni, paesini di qualche centinaio di abitanti appena, dove c'è magari una sola osteria, ma dentro all'osteria c'è il simbolo dell'Alpino, il cappello dell'Alpino. Si chiude la sfilata di Cividale, anche Cividale. Dopo le sezioni del Friuli Venezia Giulia per il gran finale i padroni di casa, la sezione di Udine. Maresciallo Costa, complimenti per il record ieri sera, grande serata. Cosa possiamo aggiungere, Maresciallo? Sono infinitamente grato a questi ragazzi che mi stanno dando una gioia immensa. Evviva la Giulia, evviva gli alpini! Udine
ordine sfila iniziando la sua sfilata con una posizione e attendiamo il gesto estremamente significativo che può riassumere un po' anche tutte le nostre parole. Ecco in prima posizione, le note del 36 non le abbiamo dimenticate. Grazie Udine, con affetto siamo tornati. Ancora una nuova ripetuta manifestazione di affetto, cui corrisponde l'affetto di quanti udinesi e non hanno assistito a questa meravigliosa sfilata. Commozione, saluti, abbracci ideali. Foletti, un sorriso che significa che tutto è nato per il meglio. Una soddisfazione grandissima, una fanfara che ci accompagna, che è un record mondiale, 400 elementi della Giulia. Un successo così non ci poteva che ripagare di queste fatiche. Sono 8 mesi che ci adoperiamo per fare questo. Grazie a tutti. Andy. Meraviglioso. Gli applausi ci restano, è la manifestazione più semplice e più possibile, ma ognuno di noi vorrebbe dare una traccia di... Generale Zaro, cosa possiamo aggiungere? Cosa vuole aggiungere? Niente da aggiungere, è splendido, magnifico. Generale Gavazza, grazie. Cosa possiamo aggiungere? Che questa è una gran bella giornata, guardate quella fanfara, guardate la gente, questo è il senso della solidarietà, dell'amicizia, soprattutto la fierezza di essere alpini. E 12.500 frati e 1.500 amici degli alpini. E entrare a far parte della sezione, soprattutto quando... Alcuni primi cittadini, sindaco di... Vice sindaco di Pagnano. Allora, cosa possiamo aggiungere? Sono contentissimo per il Friuli e per gli alpini di questa manifestazione oggi. Signor Sindaco, mandi a Luci Alpini. Ma mi pare che queste immagini si commentino da solo. Sono talmente emozionato che per me questa è una delle più belle giornate della mia esperienza di amministratore. Napoli di Precenicco. È una grande festa che unisce tutta l'Italia, dal nord al sud, tutte le genti del nostro paese. Sindaco di Bertiolo. È una festa di popolo, non ci sono parole, si commenta da solo la manifestazione. Sindaco di Lignano, Picco, una partecipazione eccezionale da parte di tutti. Grande festa, concludiamo con il sindaco di Cotroipo. Mandi a Luci Alpini. Mandi a tutti gli alpini, ma non come che, a tutti i furlanzi. Anche un sindaco giovane di Iusaforte. Mandi. È veramente un mare di uomini che
possiamo stabilire certo delle classifiche, ma è indubbio che questa giornata esprime una realtà pur più ripetibile e ripetuta. E per quantità e per significato, perché 20 anni dopo si uniscono gli storici, recenti e lontani, ma soprattutto i pensieri, i sentimenti di 20 anni fa uniti ai sentimenti odierni. Dieci medaglie d'oro di Gemano, Enrico Barbara, Lorenzo Brusadola, Antonio Calanzerani, Artico Pietranteo, Mario Peruglio, Ugo Gaglianicco, Ferdinando Ursi, Paolino Tucci, Mario Francescato, Gianluigi Bernardini. Medaglia d'oro alla sezione medaglia d'oro al valor civile alla sezione per interventi in Friuli e 2 medaglie di bronzo per i soccorsi prestati dopo il terremoto in Irpinia e l'alluvione in Valtellina. Udine chiude questa sfilata che sta durando da oltre 8 ore e mezzo, ma nessuno si è mosso, è meraviglioso anche questo spettacolo, unito allo spettacolo di chi sfila. Questi italiani, diciamo la parola qualificatrice, questa gente che assiste alla sfilata infinita degli alpini, non si è stancata di applaudire, non si è stancata di gridare il suo applauso e la sua ammirazione e il suo affetto, non si è stancata di stare in posizioni disagevoli, sono tutti qui. E questo spettacolo veramente esaltante dovrebbe essere presentato a tutta Italia e in parte certo lo è anche attraverso quanto diremo diranno tutti coloro che sono venuti a Udine in questa falsissima ed eccezionale occasione. Quanti lavori, quante intraprese, quante iniziative ha realizzato la Conferenza. Ricordiamo 3 monumenti che sono un po' il simbolo della sezione. Questo Vigori che ricorda i 24.000 caduti della Giulia nella seconda guerra mondiale. Il tempio di Cargnacco, voluto da lontano dal cappellano della Fiorentina a ricordo dei caduti in Russia e dove oggi sono custodite le spoglie dei nostri soldati rientrati da quella terra. Finalmente il progetto ignoto della seconda guerra mondiale ha una sua collocazione di dove riposa, gloriosamente onorato dal ricordo e dal gesto di quanti ivi si recano. E infine il faro sul Monte Bernardina, anch'esso dedicato alla memoria dei caduti della Giulia, dal quale il tricolore di luce si irradia su tutta la pianura sottostante. E si ripete ancora il monito, l'espressione di affetto. Brigata Alpine, nostro patrimonio, adesso dovranno appartenere ai nostri figli. Perché le brigate alpine, le brigate che hanno prestato servizio e dove prestano servizio gli alpini, devono non solo una specialità militare, ma una doctrina di intervento di valori che servono poi agli uomini per mantenere l'osservanza di principi ufficiali e l'editare per una volta quello che si basa sulla dei popoli civili.
giornale Alpino Mane, voce della sezione. E già è stato detto quale funzione possa avere la stampa, quale mezzo essa costituisca anche per trasmettere sentimenti, programmi, intenzioni ed espressioni d'animo. Da Udine partirono si fissavano le luci che giunsero per il terremoto terribile del Friuli, che portò danni apparentemente irreparabili, a cui si oppose la fermezza, la volontà, la laboriosità e anche il valore in situazioni difficili degli uomini e degli alpini d'Italia in particolare. 11 cantieri furono messi in opera allora. Da Udine partì la programmazione di quella immensa opera di restauro e di ricostruzione al quale presiedette il nostro indimenticabile presidente Bertagnolli, che allora, lo ricorda chi parla, fu quasi spaventato dell'influenza con la quale arrivavano aiuti e disponibilità. Della Giulia si è già detto, ma mai si finirebbe di parlare dell'eroismo di questa divisione che stupì per il suo comportamento alleati e nemici, perché gli alpini seppero svolgere la loro opera in soldati in ambiente nemico, in ambiente straniero, applicando un modo tutto loro di fare la guerra, così come poi avrebbero trovato un modo di vita tutto particolare nel fare la pace. Vogliamo dire, osservando i principi fondamentali di vita che soli garantiscono la convivenza, e lo ripetiamo ancora una volta, dei popoli civili. E noi abbiamo avuto la prova di questa ammirazione verso il modo di fare la guerra e di vivere la vita civile degli alpini, proprio da parte di coloro che, antichi avversari, hanno reso omaggio ai soldati italiani e agli alpini d'Italia, ben diversi da altre espressioni di vita militare portate avanti con criteri del tutto differenti dai nostri. Ma la gloria dell'eroenza della sua realtà splendida pone una domanda: è possibile sostituire con servizi di ordine civile ordinario lo slancio impetuoso, lo slancio d'amore che ha animato gli animi volontari dell'Associazione Alpini? La domanda implica una risposta e non la diamo perché è implicito quale poteva essere, ma attraverso la domanda si propone anche la constatazione. Sì, effettivamente fu eccezionale, fu irripetibile questo slancio di volontarietà che oggi informano gli alpini presenti. E ripetiamo quanto già detto, 100.000, 200.000, 300.000, non sappiamo, certo che le cifre sono altissime, perché questi reparti stanno aspirando in maniera compatta, in maniera ravvicinata l'uno rispetto all'altro, in maniera seguita e veloce. Qualcuno osservava poco fa, ma quale adunata di un tanto grande numero di persone potrebbe svolgersi senza il controllo, e come potrebbe svolgersi senza la presenza di un numero infinito di
uomini del personale d'ordine. No, qui sta tirando tutto perfettamente in ordine, semplicemente in ordine, così come impone la nostra morale, il nostro modo di vedere le cose, così come fanno queste decine di migliaia, e dico decine di migliaia per non dire di più, di uomini col cappello alpino che stanno scorrendo davanti a noi oramai da quasi 9 ore. Terza giornata a Udine, la seconda fu quella dell'83, il ricordo della vicenda drammatica del terremoto del 76. Allora, come ripeto, gli alpini sfilarono non secondo le sezioni, ma secondo i cantieri a cui tutte le sezioni d'Italia avevano partecipato. Oggi sono ritornati alle sezioni quasi a significare un collegamento diretto e irripetibile tra quello che è stato lo spirito di allora, lo spirito di adesso e quello che sarà lo spirito di domani. Monte Grappa su te la mia patria, guerriero tagliamondo della guerra 15-18, Breve, lo striscione, il Friuli ringrazia non ha dimenticato, ma gli alpini ringraziano il Friuli e lo ringraziano per questa accoglienza meravigliosa. Lo sappiamo, friulani, udinesi, che non avete dimenticato. Né noi, né tutti gli alpini hanno dimenticato voi, non dimenticano voi, non possono dimenticare certe realtà un tempo sanguinanti ed oggi rimaste in fondo al nostro cuore, non possono essere dimenticate, perché la memoria è l'unico paradiso dal quale nessuno si potrà mai passare. Udine sta terminando. Si era detto all'inizio come si avvertisse nell'aria un clima di serenità e di gioia e già si preannunciava toccare i nostri cuori. Ora, a conclusione di questa eterna sfilata, mirabilmente eterna, quando si avvicina la fanfara della Giulia, sentiamo come un brivido tutta questa bellezza morale che non sappiamo neanche definire, che ci sovrasta e che ci entra nella pelle e ci entra in tutto come il sangue. Grazie Friuli, grazie Udine, grazie Alpini. La fanfara della Giulia avanza.
con sé non dico la chiusura, ma la conclusione momentanea di una sensazione inqualificabile di gioia e di felicità. Abbiamo vissuto una giornata eccezionale, abbiamo vissuto una sfilata, una giornata dei delfini che torna direttamente tra le primissime risultate della nostra storia. La fanfara della Giulia, fa scattare da casa il commosso. Questa procede mi si dice che ha cambiato il nome, perché hanno cambiato il nome, la fanfara della Tridentina. Meglio, la fanfara della Tridentina esprime ancora una volta l'unione mirabile tra i reparti alpini, tra l'essi e la popolazione civile e gli alpini in congedo. E segue, precede i 126 delfini tricolori. Quanto tricolore abbiamo visto, l'unica bandiera della patria, l'ultima partenza, 126 tricolori che esprimono gli anni di vita della stazione alpina, cioè dei delfini fondati nel 1872 e nacquero a Napoli per firma dell'allora sovrano Vittorio Emanuele III. I tricolori concludono nella loro scalata nazionale alpina, perché è l'annuncio della città del tricolore. Il tricolore allora è espressione della prima Repubblica Indipendente Italiana, oggi espressione di tutto il Paese, di tutta la nazione, di tutta la patria. Ed ecco il servizio d'ordine, questi nostri amici, questi nostri fratelli che si sacrificano mirabilmente. Grazie a tutti del vostro sacrificio, della vostra dedizione, del vostro lavoro. Dicevamo prima che chissà quanti ci sarebbero voluti, voi siete riusciti a moltiplicare gli sforzi e contando sulla disciplina e sul rispetto di tutte le cose da parte degli alpini avete tutelato lo svolgersi di una manifestazione unica. Noi pensiamo che quanti adesso hanno assistito portino con loro questo ricordo come un prezioso ricordo appunto di una giornata indimenticabile. Prima era la fanfara della Tridentina, adesso è veramente la fanfara della Giulia. Non ha importanza, due fanfare, due brigate. La sfilata è chiusa ed ora vengono resi gli ultimi onori.
Viva la Giulia, viva la gente! Lo gridiamo tutti! Con affetto, con riconoscenza, con amore, con ammirazione! Il reparto in armi e segue la fanfara che avvicina al palco dell'autorità. Bravi Boccia! Bravi grida la folla, bravi diciamo tutti. Si chiude così ufficialmente questa 69esima donata nazionale degli Alpini di Udine, si conclude anche questa mega diretta di Telefriuli. È stato veramente anche per me un onore poterla commentare, poterla organizzare dal punto di vista televisivo. Vorrei ringraziare un po' tutti, in particolare la Video System di Treviso, la Videostai di Reana, l'Eli Friulia, l'impresa Tilatti per quanto riguarda la gru e un po' tutti quelli che si sono adoperati per il realizzo di questa grande manifestazione. Un grazie a tutti di cuore, a tutti gli sponsor che hanno permesso a tutti voi telespettatori di darvi questa, credo, magnifica giornata di alpinità. Grazie a tutti, appuntamento al prossimo anno a Reggio Emilia. Mandi! Vengono gli onori al generale Vecchio, comandante del 4° Corpo d'Armata Alpino. Termine la sfilata della 69esima giornata della situazione nazionale alpina.